NA1SS, NA1SS, NA1SS. This is Victor Kilo 6 Mike Juliet in Perth, calling for a scheduled ARIS contact. Do you copy? Over. Yes, I can hear you there. Very noisy at the moment, so we'll just try again. So NA1SS, this is Victor Kilo 6 Mike Juliet. How copy? Back to you. I'm ready for the question. Okay, we're loud and clear. And over to the school for the first question, please. Go ahead. Comandante Parmitano, un saluto dalla scuola di Onigo di Pederobba, provincia di Treviso. La parola alla scuola di Vigonovo. Ciao, sono Marta. Osservando la Terra, quali grandi cambiamenti vedi rispetto alla tua prima missione? Over. Ciao, purtroppo devo dire che i grandi cambiamenti che abbiamo visto sono quasi tutti in negativo, nel senso che abbiamo notato e stiamo osservando un intensificarsi di effetti climatici molto gravi, l'intensificarsi di incendi come quelli in California, Amazzonia, Mozambico, Colombia, grandi uragani di intensità sempre maggiore come Gibilis, come Harvey, li abbiamo visti con i nostri occhi e purtroppo questi sono effetti che noi vediamo intensificarsi. Over. Un pensiero di gratitudine va subito alle insegnanti che hanno pensato questo per la nostra scuola. L'insegnante Elisa De Mari, l'insegnante Donatella Viviani che ha assicurato il costante supporto tecnico necessario perché tutto ciò potesse procedere. E un pensiero di gratitudine davvero grande all'Associazione Radio Amatori di Montebelluna che con un intervento di assoluto volontariato, di generosa e grande passione ci hanno permesso di godere di questo contatto con Luca Parmitano che abbiamo sentito con la chiarezza e la nitidezza di una telefonata. Come avete preparato i ragazzi quindi? I ragazzi sono un anno che sono coinvolti in questa esperienza, hanno fatto delle lezioni specifiche grazie ai radioamatori dove hanno fatto una prima parte, una prima lezione in cui sono state spiegate le frequenze radio, la nascita della radio, da Marconi in poi ai giorni d'oggi. Poi c'è stata una seconda lezione invece per gli studenti un po' più grandicelli, quelli che poi hanno partecipato oggi attivamente, dove Dario ha spiegato la vita sulla ISS, ha spiegato ha risposto alle loro curiosità in base alla vita sulla ISS e quindi erano preparati anche su questo. Infatti poi hanno fatto delle domande più filosofiche, delle domande non tanto sulla vita pratica ma sulle sensazioni, sulle emozioni, perché obiettivamente è quello che ai ragazzi interessa. Dal punto di vista tecnico, come è stato possibile effettuare questo collegamento? Tecnicamente non è stato complesso, diciamo che ci ha dato una mano Martin, il radioamatore in Australia, che ha fatto lui il collegamento radio, noi abbiamo fatto un collegamento in telebridge, in teleconferenza. È stato un grosso lavoro, noi abbiamo dato il nostro supporto tecnico da radioamatori. Sì che ringrazio veramente che la cosa è andata veramente molto bene. Ecco. La direttrice voleva aggiungere qualcos'altro? Sì, certamente, parlando di infrastrutture che hanno reso possibile questo, certamente un grazie grande va all'amministrazione comunale di Pederobba che ha confermato la vicinanza e l'attenzione per questa comunità scolastica e ci ha dotato delle infrastrutture necessarie proprio per permettere questo collegamento. Con il vice sindaco assessore alla cultura del comune di Pederobba, Sabrina Moretto, cosa vuol dire ospitare un evento di questo calibro nel suo comune? Beh, per noi è una grandissima emozione, è stato bellissimo. Parlando prima anche con i ragazzi ho detto: vi rendete conto che avete avuto un'occasione unica, non rara, unica. Io da piccola non ho mai avuto questa occasione e molti altri ragazzi non possono averla perché è veramente un evento, un vero e proprio evento, quindi gli ho detto portatevelo nel cuore, ricordatevelo e come diceva anche Parmitano, studiate, fate le cose che vi piacciono, investite e credete anche nella scienza perché il futuro è nelle vostre mani, è nelle nostre mani di tutti e quindi bisogna veramente impegnarci, quindi è stato veramente un'emozione, ho
avuto i brividi per tutto il tempo, quindi è stato proprio bellissimo. Con il sindaco di Pederobba, Marco Turato, insomma le buone notizie in questo comune continuano ad arrivare. Oggi un evento più unico che raro. Più unico che raro, che spero che rimanga nella storia, soprattutto nelle menti di questi ragazzi. Mi sono piaciute le ultime parole di Parmitano: abbiate curiosità, essere curiosi. Ecco, penso che questo sia uno sprone per i nostri ragazzi per intraprendere una carriera di studio e soprattutto di conoscenza.